Porca troia, vecchio, figata totale. Ci incastrano. Ragazzoni, mancano 16 ore e 21. Non ce la faccio oggi, Dani, non ce la faccio. Sono scoppato. 16 ore e 20. Non ce la faccio. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti, tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Ragazzoni, mancano 16 giorni, 21 ore, 41 minuti e 46 secondi alla fiera. E questo è il programma della giornata. L'avrò ripetuto 8 volte, non riuscivo a dire giorni, minuti e secondi. Come abbiamo visto nello scorso episodio, l'insegna è stata completata, quella rotonda con il logo. Cioè? Dov'è? Persa? Vabbè, è inutile. Il programma della giornata è quello di dare gli ultimi ritocchi. E ieri sera stavo pensando che quella parte qua, onestamente, non mi piace. Cioè, è dietro, nessuno la vede, ma a me non garba così tanto. Quindi una di quelle robe che mi piacerebbe fare è o dargli una mano di nero o altro, ma valuto. Adesso devo uscire, andare a comprare il pluriball e un cavo multipolare con 2 poli da 0,75 per fare una prolunga del connettore che alimenta la centralina con questi connettori qua, che molto probabilmente conoscete tutti. Questo perché in questa fiera Hospitality Riva del Garda, che ci sarà dal 5 al 9 di febbraio, oggi è l'1, non so bene dove hanno i punti presa, quindi li preparo un cavo prolunga di 5 metri da tenere per prolungare l'alimentazione di questa insegna. Poi faccio i lavori, dopo pranzo si parte. Al ritorno mi piacerebbe continuare sulle altre insegne. Prima di partire per Riva, oggi comunque darò un'altra mano di finitura a questo e poi ci siamo. E poi cominciamo ad assemblare bene anche questa qua. Benissimo, allora, spesa fatta, ho trovato tutto. Pluriball 20 metri che sia sufficiente. Sono andato anche dai cinesi a prendere ste robe perché va meglio lì rispetto a altri brico della zona che hanno di quei prezzi folli. E infatti ho trovato, vabbè, robe che per questo lavoro non ci interessano, altre pellicole adesive che non ci interessano. Ho preso della pellicola nera, il cavo, il pluriball e nel mentre è arrivato anche un pacchetto che dovrebbe servirmi proprio adesso, in cui ho preso 50 filtri per la pistola a spruzzo. Questi filtri fatti così qua. Vi lascio ovviamente tutto in descrizione. Roba da fare è fare la prolunghetta come vi dicevo prima e provo a mettere la pellicola adesiva, vediamo se viene una merda. Ottimo, ho fatto anche la prolunga con questo spinottino qua, molto semplice come vi dicevo prima. Vediamo se funziona, quindi la colleghiamo all'alimentatore, la mettiamo qua, la tiriamo su. Yes! Pronti allo sballo. Ok, è ufficialmente finita, la imballiamo. Cioè raga, comunque diamogli uno sguardo, mamma mia, cioè diamogli uno sguardo prima di essere imballata. Questo grigetto qua, questo bianco sporco è la soluzione. Che spettacolo raga, che spettacolo. Veramente venuta una meraviglia. Wow, esattamente come era nella nostra testa, è andato tutto liscio. Molto bene. Ok, tornati dalla nostra gita dai ragazzi di Impavida, abbiamo portato l'insegna, perché in realtà sono andato con mio padre che mi ha accompagnato un po', voleva vedere anche lui questo fantomatico birrificio stupendo di Impavida. Abbiamo fatto un giretto, abbiamo fatto un tour di tutto come avete già visto che avevo fatto magari in passato, degustazione e poi dritti a casa. Ora 7:21. Qua la finitura si è asciugata alla grande, è venuto uno spettacolo, quindi io potrei chiudere la giornata in questa maniera. Comincio e vado a posizionare tutte le lettere, facendo passare i cavi, sistemandoli, facendo tutti quei lavori di fino. Per i collegamenti passiamo domani. È gigantesca raga, è gigantesca. Comunque posso dirvelo, quella finitura lì da dare trasparente opaca è qualcosa di eccitante, è veramente troppo bella quella finitura qua. Cioè non il colore, la finitura sopra, quella trasparente, cioè anti-scratch, anti-graffi, anti-tutto, cioè è veramente definitiva, bellissima. Ottimo, nel prossimo episodio andiamo a collegarla, ciao! Ciurma, siamo sempre più vicini, mancano 15
15 giorni, 16 ore, 43 minuti e 30 secondi alla fiera, e questo è il programma della giornata. Ieri siamo arrivati a posizionare tutte le lettere, ok? Avendo qua sotto tutti i cavi che escono per ogni singola lettera. Il programma della giornata è quantomeno andare più avanti possibile con l'insegna, finirla, impacchettarla e metterla in ufficio. Quindi la questione è testare singolarmente ogni lettera, vedere che funzioni tutto, che non ci siano problemi con l'alimentatore e la centralina nuove che ci sono arrivati. Una volta fatto questo, girarle, capire un orientamento dei cavi, dove farli passare, come collegarli, far tutto e cominciare a fare le fresate, i collegamenti e tutto quello che c'è da fare. E basta. E basta? Vi sembra poco? Prima di cominciare però, pacchettino veloce. Pacchettino veloce oggi è sempre solo di Amazon, prendendo robe che servono qua per lavorare al meglio. E abbiamo oggi due piccoli accessorietti. Uno è sempre per quanto riguarda la finitura spruzzo, quindi ho preso, visto che li ho persi quelli in dotazione con la pistola spruzzo, ho preso il kit più economico che ho trovato di questi che sono ugelli, punzoni, robetta varia, tutta attaccata qua con il portachiavi, quindi scovolini così per pulire, questi qua arricciati che sono più o meno grandi. Qua all'interno abbiamo questo che è un mega spillo, ok, super appuntito, molto bello comunque a prescindere. E va bene, questo va nel kit sempre della pulizia. E un'altra roba che per fare il tavolo e per levigare è una cazzata, raga, capisco che ce la si potrebbe costruire con 2 euro probabilmente, però è il tempo che manca. È un pad da mano, ok, grosso così, per le carte abrasive, quelle da 125 mm, quindi per andare a fare i tondi sbordati. Qua si può mettere questa, si attacca, elastico, una banalità incredibile, e si va a fare. Avevo visto online i guanti per fare sta roba qua, però uno costavano una fucilata perché ti facevano guanto destro e guanto sinistro che hanno il velcro, e poi dovevi comprarti la carta vetrata a forma di guanto. Non ha molto senso. Questo qua invece è un pad da 125 mm, costato una decina di euro. Se uno se lo fa, di certo se lo può far saltare fuori anche gratis una roba del genere. Ok, sto testando le lettere, adesso sto vedendo di controllare che vadano tutti i LED. Volevo farvi vedere questa centralina che avevo fatto vedere l'altra volta, però adesso che è montata vi posso spiegare. Abbiamo un alimentatore 24 volt 6 ampere, la centralina che è collegata a questo, e con tutti i tasti touch io posso spegnere, e vedete come ha questa animazione di fade in, fade out molto molto carina. Non è a battello o spento, puoi cambiare da freddo freddo a caldo caldo, ma la roba anche qua interessante è con questa, adesso vedete poco perché non è a fuoco, però dovrebbe capirsi che cambia colore da freddo, e giri come la rotella dell'iPod, diventa caldo. Poi hai più e meno, e le velocità qua penso che servono per questo qua che è tipo cambia, vediamo se aumentiamo più, sì, in effetti lo fa più veloce, eccolo lì, vedi, servono per le varie animazioni, quindi fa caldo freddo caldo freddo caldo freddo. Vabbè, molto molto carina. Non mi resta adesso che mettermi lì con calma e testarle tutte e vedere che figata. Allora, ho girato l'insegna e l'ho già attaccata insieme con l'unione questa qua che abbiamo visto l'ultima volta. Ora sto cercando di capire dove fare le scanalature per collegarle, fare in modo che questa e quell'altra parte siano separabili in modo facile. Quindi, come per l'altra che è stata fatta un groove, una scanalatura, andrò a fare una scanalatura qua con la fresatrice. Mi sono fatto un attimo un bordo di riscontro, e utilizzerò per fare questa scanalatura la fresa per fare i cassetti, ok? Questa qua della CMT, non per altro ma perché è larga 31, quindi io posso fare un canale largo dove ci possono stare i collegamenti, le robe, posso piegare i fili, se no dovrei fare più passate, e comunque questa ha i taglienti per riuscire a fare questa tipologia di lavoro. Quindi fresa posizionata, riscontrino attaccato con la colla cianoacrilica, io mi appoggio qua perché questi pezzi qui che si incastrano non ce li ho, e vado dritto.
Ciurma, buongiorno. Mancano 14 giorni, 20 ore, 19 minuti e 37 secondi alla fiera e questo è il programma di La Giullelle. Stamattina sono uscito a fare un po' di shopping e sono andato a prendere nello specifico guaina termorestringente, stagno, della pasta per pulire il saldatore, questa qua la terza mano, terzo braccio, non so come si chiama, giusto per tenermi i fili e non rompermi le palle, ma soprattutto, cosa imprevista, già stamattina è arrivato il pacchettino che aspettavamo. Pacchettino in questione che è molto semplice perché andiamo a parlare solamente di morsetti, quei morsetti che onestamente non ricordo il nome, ma sono questi qua, ok? Li vedete meglio qua dietro. Plintronic. Non lo so, non li ho mai comprati, sarò onesto. Però ho pensato che questo morsettino qua più tattico andasse molto meglio perché collega questo qua 1 e 1, ma in teoria sono tutti singoli. Va benissimo perché io ho 3 fili da far passare, per cui 1, 2, no che si incastrano invece. Si incastrano, si schiaccia, hanno un groove qua, si incastrano. Allora è uno spettacolo. Eccolo qua, tutto unito, perfetto così. Qua a fianco hanno dei groove a coda di rondine, da una parte hanno il pezzo, dall'altro entra. Ok, qua si apre, perfetto. Infilo i miei terminali e chiudo. Quando devo invece staccare una metà, tiro su, tolgo i fili e li vado a rimettere. Molto semplice. Ora quindi dobbiamo fare una tasca all'interno dell'insegna per mettere questo qui incassato, che andando a toccare, sì, per pochi millimetri, ma ci siamo dentro. Spettacolo! Come vi dicevo, il programma della giornata non è così emozionante, sono tutti solamente collegamenti, per cui mi posiziono qua, timelapse che va a battello e via. Ok, comincio. Stavo facendo una prova e abbiamo già dei problemini. Allora, qua era tanto collegato al volo perché alcune strisce hanno i cavi giallo, bianco, blu e altri rosso, bianco, giallo. Va bene, cambia poco, ma io comunque poi collego tutto con un cavo rosso, verde, nero perché l'altro l'abbiamo finito e quindi si accendono. Sull'arancione va arancione, diminuisce, aumenta, passo a bianco freddo. Questa qua si accende, quella lì cambia e le altre si spengono. Raga, finita, ultima stampa. Adesso il pezzo di legno è qua solo per proteggere dal freddo. Si stacca e va insieme a questa. Queste qua 4, 8, 12, 16, ok? Andranno a formare i 4 profili del cappello, chiamiamolo, per la lattina aspiratrice. Considerate ottimizzate le stampanti, ottimizzata la stampa. Uno di questi stampato con ugello da 0,8 ci metteva 6 ore e mezza, più o meno siamo a mezzo chilo per pezzo. Quindi, come per questo, che è uno già formato, ci sono 2 kg di filamento. Non avete idea di quante bobine abbiamo finito finora. Follia. Allora, sono riuscito a risolvere e vedete che adesso anche queste qua prima diventano bianco freddo. Le ho collegate tutte fino a questa e vi sono sicuro che questa I prima funzionava bene, adesso su giallo caldo questa diventa fredda e tutte le altre calde, quindi è solamente quello lì il cavo sbagliato. Su freddo quella diventa calda e si invertono. Mi sono scritto qua qual è il colore da dare e fa molto ridere perché con questo, che è l'unico colore diverso in effetti, e devo invertire 2 cavi. Allora, ok, ho finito di collegare tutta la scritta impavida. Vediamo se anche questo connettore qua adesso funziona. Vediamo che sono tutte accese, bianco. Ecco, questa qui sul giallo va e sul bianco si spegne, vuol dire che manca il collegamento. Ma prima funzionavi, ma che... oppure no? Non lo so. Qua a quanto pare è tipo sistemi una roba, se ne rompe un'altra. Sistemi quella che si è rotta dopo, se ne rompe un'altra ancora. Mamma mia. Ok, ho finito di collegare anche tutto qua, che è la scritta artigianale. Ho fatto già ponte per collegarlo, collegato tutto.
e si vede così. Ok, artigianale. In più abbiamo che il bianco è bianco e il giallo è giallo. Abbiamo così è giallo, così è bianco e cambiano tutti, non si inquadra. Finisco domani. Ciurma, mancano 13 giorni, 21 ore, 2 minuti e 8 secondi alla fine della... comincia a essere stretta la situazione. Come abbiamo visto nello scorso episodio, sono andato avanti con l'insegna e siamo arrivati a un punto che manca veramente poco. Il programma della giornata è terminare l'insegna in modo totale, quindi finire di fare gli ultimi collegamenti, sistemare tutto a puntino, preparare tutti i cablaggi. Nel pomeriggio, poi dopo pranzo, tornerà Ezio, il super uomo invincibile, e mi aiuterà a smontare questa, metterla via, fare ordine un attimo in lab e poi continuiamo là in fondo dove abbiamo il tavolo in rovere. Non perdo altro tempo, finiamo questa benedetta insegna. Allora, finito di collegare tutto, ho già fatto i test, funziona perfettamente. Ora quello che devo fare, oltre a pulire tutto, devo cominciare a predisporre i cavetti tutti cablati, tenuti fermi con lo scotch o colla a caldo, fare lo scanso da questa parte e da quell'altra per la morsettiera a tacco rapido, fare una parte rientrata più profonda che vada a contenere la totalità o quasi questo spessore qui, e visto che mi ci ritrovo devo anche fare un collegamento, penso in questa parte qua, che attraversi totalmente fino all'altro canale in modo da collegare la parte alta e la parte bassa della striscia. Ok, poi da ogni lato ci sarà un ponticello che attacca questa con questa parte, così nell'andarla a scollegare riesce a fare in fretta. Dopo di questo in teoria la testiamo, vediamo se è tutto pronto. Dovrebbe funzionare tutto, sperando che non succedano quelle magiche cose che tutto perfetto, funziona, sposti di 0,2 una cosa, basta, buttare tutto. Ok, qua per incassare quello ho fatto uno scanso qua e poi ho fatto queste due piccole rampe, così non c'è un buco, proprio un pozzo cavato, ma abbiamo questo con la possibilità di andare a prendere quello. Ora lo blocco qua con la colla a caldo, faccio la stessa cosa di là e andiamo a creare poi il canale di collegamento tra la parte alta e la parte bassa. Dovrebbe funzionare bene. Cavoli, che lungo sto lavoro qua di collegamenti. Allora, tutte le lettere sono collegate, ho fatto un attimo di cable management, dopo qua sopra c'è un'altra striscia, mi sono scritto ogni lettera a cosa corrisponde. Questi qua ho collegato l'alimentatore. Adesso proviamo a vedere. Porca vacca, funziona tutto, raga, porca vacca, funziona tutto. Allora, qua va tutto, giallo caldo e luce fredda, luce calda. Porca troia, funziona tutto. Finisco di fare le chiusure di tutto, pulisco, è fatta anche questa spuntare. Tada! È tornato! Allora, dove sei stato sta settimana che mi hai lasciato qua in merdissima a fare i lavori? Ero a Genova a fare business. Sì. Ci racconterai nelle prossime puntate. Sei arrivato però in un momento fatidico e speciale, perché ho proprio appena finito di montare anche gli agganci qua per l'insegna, per cui adesso fammi questo piacere, la giriamo, la mettiamo su, la tieni un attimo su e la guardo dal di fronte e poi, certo, poi facciamo un cambio così te la godi anche tu. È venuta via la... Raga, madonna! Alexa, spegni tutte le luci. Wow, vacca boia! Quanto son gasato! Cazzo! Adesso
Allora, abbiamo questa capacità qua, quindi tutto giallo caldo, tutto giallo freddo, e con quella rotellina che avevo fatto vedere possiamo fare anche le temperature in mezzo. Porca miseria, porca troia, vecchio, è figata totale. Cazzo raga, qua è uno spettacolo mondiale. Quindi, vecchio mio, abbiamo finito anche questo passo qua. Ora lo spuntiamo, impacchettiamo e passiamo al tavolo di rovere.